Per voi oggi inizia una fase decisamente nuova. Sì. Non aumentano i costi per i cittadini, che poi forse è uno degli aspetti che interessano di più. Sì, i costi sono fondamentali, non aumentano. Secondo me in una proiezione riusciremo anche a diminuirli, ma soprattutto quello che vogliamo aumentare è la polizia. Rapallo aveva delle problematiche, ha fatto una scommessa importante, combattutissima. Vi garantisco che abbiamo fatto molta fatica dal punto di vista legale e amministrativo, ma oggi è una giornata di festa. Ci saranno gli steward che controlleranno, quindi delle figure ad hoc per controllare il territorio contro l'abbandono, tutti i camion naturalmente nuovi con le maggiori dotazioni, talvolta anche un drone che farà delle verifiche per andare nell'imminente a fare dei rilievi. Ci saranno delle idropulitrici particolari per il nostro centro e non solo per il centro, ma per le pipì dei cani, le problematiche che abbiamo. Noi non potevamo permetterci uno shock della città. Deve essere un percorso graduale e sarà l'appalto del buon senso. Verso la fine di febbraio il bilancio andrà in consiglio. Ci sarà un aumento della Tari con questo nuovo appalto? Assolutamente nessun aumento, era già stato predeterminata questa somma, noi avevamo già il capitolato completo e voi sapete che ci sono stati solo dei problemi di ricorsi, TAR, Consigli di Stato, ma avevamo già definito tutte le somme e di conseguenza abbiamo potuto con serenità inserire questa voce al capitolo di bilancio nella spesa di rifiuti, diciamo, senza nessun tipo di aumento. Anche a Zoagli si parte con le utenze non domestiche e successivamente con le abitazioni? Uguale questo, le domestiche, poi verrà corretto, verso la metà di maggio verranno messi dei cassonetti che per aprirli ci vorrà la scheda, i sacchetti avranno un codice a barre. Questo per far conoscere ai cittadini che c'è sempre un aspetto di controllo per non un interesse comunale, un interesse anche personale loro.